Sesta corsa, premio Razzi Store Forlì. È la quarta prova per il Tommaso Grassi Hayward. Sono in 10 al via, partenza con i nastri. Sono 7 a 2060 metri, mentre 3 a 2080 penalizzati. Cavalli che sono già ormai in prossimità dell'entrata in pista, quindi agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buona la partenza, anche se forse il secondo nastro ha leggermente anticipato la giravolta. Veloce Rivelino che va al comando, ora arriva Rambo di Cesato. Vediamo le intenzioni di Marcello Di Nicola. Sembra volere star davanti, quindi si accoda secondo Federico Esposito con Rambo di Cesato. In terza posizione il numero 3 di Potterjet a precedere Richelieu terzo. Poi l'1 di Tommy, al largo è rimasto Tiago De Ruggi che si trascina Rowan Pest TFT e Simon Barboi. 400 in 29,7. La mette sul ritmo Marcello Di Nicola col Sauro di Andrea Vitagliano e arriva ai 600 in 45,5. Sempre Rambo di Cesato in seconda posizione. C'è lo scatto di Pietro Gubellini con Richelieu terzo che prova a sorprendere il battistrada. Parziale interessante da parte del figlio di Daghera Pid. 14,3 sulla retta di Lama, alla fine Rivelino reagisce, quindi Richelieu terzo si adegua al largo, sempre Rambo di Cesato in seconda posizione. Poi vediamo lungo la corda Potterjet, al largo si avvicina gradatamente senza strappo Tiago Di Ruggi. Primo chilometro in 1,14,9, secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Rivelino in vantaggio sulla pariglia formata da Rambo di Cesato e Richelieu terzo, poi Tiago Di Ruggi, Rowan Peste, Simon Barboi al largo. 14,7 ancora qui davanti alle tribune, sempre Rivelino in vantaggio su Rambo di Cesato. Ora scatta in terza ruota Tiago Di Ruggi, le cui mosse sono seguite da Rowan Peste TFT. Curva passata in 16, avanza Tiago Di Ruggi e va sul battistrada. Lo coglie in crisi, avanza anche Rowan Pest TFT, anche Simon Barboi a centropista riesce in maniera millimetrica a uscire anche Rambo di Cesato con Federico Esposito. Tiago Di Ruggi in vantaggio, Rambo di Cesato in seconda posizione, poi il 9 di Rowan Pest in terza ruota Simon Barboi, anche Ruggiate SMS prova a inserirsi. Ultima curva passata dall'allievo di Roberto Vecchione in 15,5, retta d'arrivo Tiago Di Ruggi in vantaggio, si butta di dentro Rambo di Cesato, al largo Simon Barboi, ultimi 50 metri Rambo di Cesato e Simon Barboi, e sul palo vicinissimi due, vicinissimi, davvero serrato l'arrivo da rivedere con Rambo di Cesato e Simon Barboi simultaneamente sul palo. Vediamo qui si arrende Tiago Di Ruggi, ma Rambo di Cesato e Simon Barboi sono vicinissimi. Vediamo sul palo, molto incerta, non riusciamo a sbilanciarci. Sicuramente terzo Tiago Di Ruggi, mentre vicini per il quarto posto anche Rowan Pest TFT e Ritz B. Quindi aspettiamo, non ci sbilanciamo, aspettiamo il giudizio del giudice d'arrivo. La vittoria o per Simon Barboi con Giorgio D'Alessandro oppure per Rambo di Cesato con Federico Esposito.